Eccoci qua, siamo in tre queste volte, al Manchester Manfred, però il gran protagonista dall'ultima di campionato, gran difensore dall'Inter, nuovo Facchetti secondo me, Bastoni. E Grande, ovviamente grande Bastoni. Ciao a Duccio anche da parte mia, ovviamente. mandi a Dugiu, come dice il nostro collega Manfred, schiacciate il bottone dal like, commentate, iscrivetevi. Condividete. Lui è di Disaresti partì in bomba con che cale l'argomento caldo, così salgiamo dalle balis e dopo si può cercare di ballone. Santino, Sì. dimmi ciò che tu pensi, in tutta Ma sincerità. sono un po' d'accordo con le dichiarazioni che ha detto Uwe Marotta, insomma, i Stins cominciano a dar fastidio, quindi di conseguenza si inserisce in qualsiasi... Ogni volta che l'Inter fa su un gol, bisogna la Iodin da lavoro fino a 10-12 minuti prima per capire eventualmente se si possa insomma annullarlo, no? Dopo, proprio del tuo Angelo, prima mi ha mandato un'immagine, no, un'immagine, un video da parte anche di un milanista, tra l'altro, che faceva io di benissimo l'impresa di lavoro, che Bastoni, insomma, era stato anche un po', sì, Bastoni poco furbo, per l'amor di Dio, perché però effettivamente pensi che poi al VAR vedi io tutto anche che comunque la reazione non era stata così tanto pesante, no, da poter permettere insomma l'annullamento del gol. Secondo me dopo non lo sai, a me non mi piace baiare tanto di Cherubischi anche perché se avessi discominciato a baiare di arbitros e di situazioni particolari non avessi di là non la finiresti in poi, insomma, ma sicuramente non italiani non si mai stasse, come a dire, no? Che si favoris, no? Soprattutto dalla classe arbitrale, dalla classe anche dalla federazione, quindi di conseguenza per me poi di tanto noi siamo interisti, sei miglior di me, quindi siamo abituati a questi puttanadi, perché altri modi di dirlo secondo me non esistono. La città mi ha sconvolta e anche un po' sorprenduta, è che proprio si sono schierati due contro, cioè hanno dovuto aspettare troppo Sainz per un episodio. Ecco, l'anno passato era no, cioè 2 anni fa era il rigore su Bremer e lì all'ere non gliel'hanno dato, appunto. Io di interesse, io non sono Juventin, per cui cioè, se ne un fall al va punizio con me, no? No, Ma certo. l'accanimento dai media anche 2, 3, 4 di dopo, cioè è proprio delle robe che non è mai succeduto con nessuna altra squadra. E sebbene che altre squadre, senza fare noms, ma si sa, cioè, Adesso sai che so. sì, in questo momento basta la io di queste settimane, la partita contro la Salernitana, i punti in tastomi, i gol, con i mans, i paradis in area da parte del difensore, cioè, di un episodio, a volte che non... La balla è fuori di 20 centimetri dalla Ria con la Lazio, di che robe schifo. Sì, è roba recente, però all'evidente, come tu dici tu, che è un discorso politico che secondo me alla c'è fa anche con i rispettivi proprietà, perché noi che l'Inter dà fastidio, l'Inter si sa che dà fastidio, ma è secondo me la proprietà cinese che noi ben goduto in Italia, in un paese che comunque ha politiche a traino atlantista, secondo me sono ragioni al di là del calcio insomma, per nostre proprie condiscendenze alle proprietà sì, orientale, cinese in questo caso. Però va bene, oh. Io ti dicevo che l'aiuto poteva stare e non il gol, saremo veramente in malafede a noi davi però il rigore al No. Verona dopo. E in E quindi secondo che la già smonta tutte queste politiche che stanno parlando in avanti. Poi UE, fra l'altro, è tutta non bisogna neanche lo io, ma l'hai tutta un sito di interesse, no? Che è dal tutto sport. Tu che facevi ah, notare che no, i giocatori della Juve sono i più ammonis, no? Cioè, dopo si lascia io di bene nello specifico e scouvert che effettivamente sono la squadra che fa più fai in Italia in assoluto e dopo le ovvio non trasmai il ballo in qualche maniera per recuperarlo probabilmente un fallo ogni tanto scugni anche fallo e ti ammonissi, no? Cioè vuol dire che proprio te permetti un titolo del genere e scrivi a un giornalista cioè non sta facendo il suo mestiere di giornalista, perché in teoria un giornalista avresti di chiattare, insomma, avresti di chiattare la notizia,
non sai, sviluppare une notizie, dalle notizie che poi magari possono essere interpretate, certo in una maniera o un'altra, ma chi è dome il lavoro di fare polemiche, no? Cioè di non la dal specifico, ma esclusivamente cercare di fare il dubbio il most per dare contro all'Inter, no? E questo ormai è diventato chiaro. E sinceramente io da interista lo posso dire, visto che magari qualcuno ci ho di interista, no? Ma io bisogna cercare di bypassare, cioè di non comprare più, di non tagliare più, di no, cioè proprio te non considerare più certi tipi di giornalismo, no? Perché poi vengono alimentati questi chi e poi continueranno a farlo, no? Quindi un po' secondo me è anche colpa dall'interista che magari compra il giornale, che magari lei il sito, e questo magari se resmio la sapierdi e io di in estri filmati piuttosto che buttare via tempo, no? Certo. A lei che giornali lì e a lei che interpretazione lì, che è un mio punto di vista, ecco. Sì, sì, no, voi sei d'accordo, sì, dopo si scatenano anche i social, comunque sì, l'Italia è una grande osteria, non è che tu parti di una banda sui giornali, in televisione, sui social, comunque quando parti su un tormentone, vabbè, oh, il passare anche che chi, no? Alla fine penso che sia anche una forma di vendette contro tutto il clamore mediatico che è venuto fuori magari in precedenza pari cash dalla Juve, pari svariascas dalla Juve, ogni settimana veniva fuori il falso in bilancio, e le plusvalenze, e il calcio scommesse, sì, alla fine, ma ti dici, lo capisci anche un po', però mi pare comunque esagerato, cioè un episodio è esagerato. Dopo ti dici, tornando a Iodi, io che sono cresciuto col calcio degli anni 90, spalà discussioni, tanto io a darne come donate, tra la ripresa di lavoro che ti hai mandato, io ti scrivo dalla come donate. Certo, certo, sì, E la spallare, assolutamente. dopo che l'altro mi è smuntato 3 volte, Duda si butta, furbescamente, perché comunque, furbamenti, perché comunque, sì, a io cucala la bale, a io cala l'Inter e si torna a buttare io così, no? Sì, sì, Allora c'è cazzo voto, cioè per me che lì è simulazione, io so io che per me la simulazione alla resta nazionale con cartellini rossi. Se tu fai così, comportamenti strani sportivi, perché il calcio le fa di azione, no di scennetti dal cazzo, quindi vaffanculo, 2-1, prendi e porta a casa. E boh. sono d'accordo assolutamente, anzi anche per me comunque, e secondo me che stanno anche gli arbitri si stanno lasciando molto di più, perché è un po' che anche richiattansi in Europa, no? Che magari che robe lì non vedi neanche considerati, perché immagini tu fra l'altro tu sai che il modi anche in Inghilterra o di altri Lì non esiste. altri giornali, immagini che una roba del genere non venga neanche considerata, insomma, come scontro di gioco, come comunque scaramuccia fra due giocatori, È tutto insomma, che ecco, che gli penso che siano robe normali, la però, Premier League, la simulazione è quasi inesistente. ma O dai certo, esagerazioni sì, dal mal causato di un scontro, ma che scontro di dia sono, cioè, proprio dall'ordine dal dì. Non si rispettano neanche dei tuoi compagni di squadra se tu fai no, così. no, certo. E a Varese di essi così, e secondo me un po' gli arbitri che stanno, lo stanno facendo, no? Forse dagli ultimi 2 anni, no? Cioè se lasciano in tanti poi cori gli scontri, eccetera, eccetera, anche per velocizzare un po' il gioco, no? Perché già la Serie A è male rispetto a che altre nazioni, se dopo ogni 3 secondi si vede fermare il gioco perché viene in partiere, è ovvio che non è spettacolo e quindi il prodotto non è vendibile, no? Ma purtroppo anche tutta Bice con certe in, soprattutto con certe in che seguisce altre squadre di business o di come che gira il mondo, magari non lo comprendi, no? Soprattutto di che non sono abituati a vincere noi in Europa, no? E che quindi di conseguenza sono hanno un po' il dente avvelenato, no? Cioè nel senso che a lui giusto e giusto in televisione. Ma c'è molla io con la Boh. Juve che sta, onestamente, in versione campionato. Qualche partita ultimamente? Scusa? Ha chiuso qualche partita dalla Juve ultimamente, una dagli ultimi, No, sinceramente no, perché non... a me mi piace di come ti di un modo di dire che in passato, no? Mi piace il gioco di attacco, non il gioco di difesa. La Juve è una squadra che praticamente è disorganizzata, adesso dal mio punto di vista, dopo magari non è vero, praticamente ha messo sulla parte fisica
e dopo magari Devant ha la soluzione se anche i giocatori, perché poi alla fine anche l'hanno passata hanno speso molto più di noi, no? E quindi sul mercato e tra gli ultimi anni marco sui 400 milioni di euro, no? Tra gli ultimi 3 o 4 anni, quindi dici che comunque è una squadra che ha giocatori, no? E quindi diventa difficile anche perché il motivo lì di fa fuori. E quindi no, però sinceramente no, io due perché preferisco magari io del campionato spagnolo, se no io dell'Inter o l'Udinese, quindi io l'Inter, l'Udinese e, e il campionato spagnolo. Io mi sono veduto la partita di Coppa Italia contro la Juventus Salernitana. Sì, boh, la Salernitana a un certo punto è praticamente sparita, però davanti vuol dire se sfrutti il momentum abbia i giocatori, poco ce fa, cioè la Juve abbia i giocatori davanti. E Sì, secondo me col miglioramento di Chiesa, se torna in forma anche Vlahovic, cioè può indigi la loro. Oppure non analizzare il joke di Allegri Canole. che hanno lì, però sì, ti dice, lui ha questa filosofia, una vuole spicce, esplicitamente spiccia, dice, io poi di vinci 1-0, non mi interessano due. Sì, sì. Però sì, No, noi... ci sta, per l'amor di Dio, dopo Sì, ognuno sì. la io come Calvolo. Non è disegno un gioco che mi appassiona, quindi di conseguenza poi la Juve, neanche qualche giorno, bene, non la io devi perché mi veniva nervoso, quindi a grandi linee no, sì, non è che la io devo qualche giorno con l'Inter, insomma, però Puyo Mancul ha fatto un po' ciò che si aspettava, quindi una partite principalmente difensive, molto fisiche, fai a manetta in modo da cercare di bloccare le azioni avversari, no? E di recuperare la palla in modo di far scattare che i due giocatori squadras veloci che ha davanti, insomma, di chiappare un po' le ripartenze. Questo è un po' che il gioco ha anche di fluidità. Noi che... Ecco, Ma noi io tu poi come un giochi. rival, realisticamente per il campionato, io tu come un rival, cioè Sì, non è sì, beh, dipendente ovvio, comunque. assolutamente sì, anche perché comunque si può dire una roba, no? Tutte queste robe mediatiche che vengono fuori, dal mio punto di vista, è anche un ben per Inzaghi, perché mo è vero, no? Eccetera, eccetera, ma i vinto una partita di culo, cioè alla fine col Verona non si meritava di vincere e quindi di conseguenza il Pont poi arrivando anche dal Pont di Genoa, quindi insomma due Ponts in due partiti per la prima in classifica non è che sia il massimo. Quindi secondo me un po' che sia un po' trascurata anche il gioco dall'Inter che è stato dagli ultimi due partiti in modo particolare a volte imbarazzante, cioè un gioco molto sterile, lento, i giocatori sono strax, d'altronde quel che tu hai metà squadra che ha più di 30 anni non è che tu puoi pretendere e soprattutto quando tu sei un allenatore che per porre di fare casini all'interno dello spogliatoio fa giocare sempre che i quattro senatori, no? Cerindi no, magari spingi su qualche giovane che Giovins a son e io ripeto, magari devanno, ma dal mio punto di vista se tu ti avvis Lautaro i vin al mancul 13 di giocatori che sono lì, cioè non è una grande differenza fra un giocatore e l'altro. E quindi secondo me le rotazioni dovrebbero essere molto più corpose, cioè e soprattutto in questo momento in for frattesi è un po' come spararsi dai coglioni, no? Io non sai, ma Mkhitaryan a me mi sembra che sia già in pensione, partite anche 4D imbarazzante. Mi ricordo che di Genova, no? Primo minuto, balle recuperate a centrocampo, Arnautovic all'Ulance dallo spazio, primo minuto, con il Genoa, hanno arrivato chiappale. Cioè, vuol dire che proprio te, no, tu sei in condizione, no? E tu lasci in panchina un giocatore che, l'unico giocatore che tu hai acquistato l'anno passato, hai speso 40 milioni, e non te lo fai giocare e te lo metti dentro gli ultimi 20 minuti, secondo me qualche problema da parte di Inzaghi è. All'esplosivo, frattesi comunque. Però boh, secondo me Inzaghi lì dà fiducia a Mkhitaryan perché comunque ha dalle buone geometrie, dalle buone idee, non fa mai partiti proprio te. Brutis. Qualche idea l'ha avuta anche tra il primo team contro il Ah, Verona, ma secondo me, ma è un giocatore furbo, Angelo si nasconde.
si nasconde. Cioè sì, va in contrasto, eccetera, ma fa il competing, no? Sì, sì, Cioè, sì. ad esempio, io lo paragono spesso anche, a parte che al Gioè, purtroppo c'era Noglus, quindi la fa anche il difensore, perché c'è vinto un difensore centrale, che è una roba quasi imbarazzante, perché ti ho sulla che dalla Lazio, soprattutto a quel periodo qui fa lo giocare, dai, cioè, sinceramente, anche il gol che hanno fatto loro, di cui è colpa. Dai, boh, sinceramente, come Però, squadra cioè, lì, Acerbi, dai. secondo me, tal gran disegno di Robis a Cerbi è stato un buon inserimento. Se tu calcoli, c'è mo che è arrivato, Partrò che è arrivato, Sì, sì, no, certo, e c'è chi però, si boh, aspettava che c'è che grazie, è arrivato voglio da. vedere in panchine e via. Dopo gli ha fatto Poi, un assist gli ha fatto un bel assist a Arnautovic che a me non è venuto alle dentri, ma eh, sì, il colpo di testa lì. peccato che non è Manfred, perché vuoi essere in Liverpool con Arnautovic proprio te, a Avrei manetta. avuto qualche complimento dai shape. Madonna, No, è una comunque bisogna, partita. bisogna dire una roba, non so c'è che tu pensi tu, ma secondo me la squadra in questo momento, a parte le polemiche, eccetera, eccetera, le polemiche quasi hanno cuvierto un po' un gioco che scomincia a essere Ma gli ultimi pesante. 6 partiti, boh, in vinti 3, includendo chi sta che vive in parkour, però le precedenti 5 abbiamo vinti 2 su 5, perché avevi pareggiato con Saragozza, perduto con Bologna e pareggiato con il Genoa. E il momento di forma non è dai migliori, che è il Poma sicuro. I speri che sia di una roba tan transitoria, cioè che si comincia a tornare a vincere ben già a gennaio, ma conoscendo l'Inter, conoscendo il periodo storico di difficoltà, esatto, mi ritengo sempre di pensare a PS e mantenere un po' di pessimismo scaramantic. Però boh, io ho sempre comunque una squadra, cioè una rosa che secondo me è tanto superiore che gli altri. Un gruppo anche che è tanto superiore che gli altri. E come già visto tu, purtroppo, stanchezze. Infatti io contro il Verone a San Siro durante il periodo natalizio non mi aspettavo di la squadra titolare, è la squadra titolare, a parte Carlos Augusto che comunque non è titolare, ma è un mese titolare perché la giù bene, cioè ha già Sì. dimostrato di poter giocare che faccia lì. E tu dici contro il Verone, può darás, fa giocare qualche un altri, no? Nel senso, fa riposare Mkhitaryan, Çalhanoğlu per esempio, dopo Çalhanoğlu è difficile di sostituire perché Ma Asllani c'è non una c'è nuova, un giocatore completo. Mm. Cioè lui è in difesa, lei in attacco, è Mm. un giocatore che insieme, secondo me, insieme a Lautaro è uno dei fondamentali, no? Che giù di Miegiale o che giù davanti alla difesa, addirittura è stato un periodo in cui addirittura l'ava Cuviergi, li cagati che faceva Acerbi, no? Cioè Acerbi non si sa perché l'ava in attacco, l'era sempre davanti, non capisce a face e lui a Lucu Viergeve, no? Quindi stava qualche metro in lavoro. Quindi, tanto per dirsi, l'intelligenza e anche tattiche che ha quel giocatore lì, no, secondo me è veramente un grande Alvarez di giocare, cioè Alvarez secondo me addirittura di giocare anche da una posizione diversa, però È lì a chiaro. stare in dentro veramente tanto, quindi va bene così. Ovviamente bisognerebbe cambiare modulo, no? Però, Boh, d'altronde, però contro il Verone vi ho due o tre punti per la prima volta della storia dall'Inter di Inzaghi. però è stata una necessità, no? Sì, Cioè sì, non è sì. stato una roba che io provi in allenamento e fa giocare, No, perché comunque mosse di poi io dico una discussione. roba. Eh. Anche ieri, anche con il Verone, si è io detto che Lautaro praticamente è un centrocampista in cui, cioè lui al 20, tanta fa a centrocampo, cerca di, di recuperare il pallone, di dare la triangolazione, eccetera. Allora mi faccio una domanda, ma quando che Lautaro non è, perché non metti un centrocampista? Penso che Cioè, sia facendo lui è segno. frattesi, quindi con un rombo a centrocampo e un ponte sole. Beh, la risposta tu la sai, perché Inzaghi è ossessionato di quel modulo lì, e quel modulo lì, il 3-5-2, lui non lo cambia, Però se tu no per immaginati disperazione. un frattesi che mi fa, perché frattesi non di finto, cioè non è Barella, cioè sia chiaro. Ma boh, se Quindi le puoi. frattesi non di finto. È molto più legato alla Inare, no? Quindi è un centrocampista che tenta tanto intrainare, quindi è quasi come un attaccante, non dico che è un trequartista, perché magari il trequartista sta qualche metro più in da voi, però è un. Quindi secondo me
visto anche chi viene dagli attaccanti che praticamente non esistono oltre ai due titolari, cazzo fa giù a lui insieme a Thuram. Prove. Provare, passa che altre soluzioni mi pare che comunque l'Inter non dà. Il Vignedout, cioè, può aspettare Sanchez e Arnautovic fin troppo che golin, ma secondo me gli stanno non Juvarin mai. Cioè, Juvarin, No. ma in assenza. Come sarà, come in 10 minuti, se golin chiacchierare un po' dal mercato di Gennar, le aspettative a proposito di questo problema che viene in attacco, secondo te? Perché se no veramente i vedi faccio giù a frattesi trequartisto seconda ponte. No, ma secondo me non è sbagliato, no? Cioè, se io giù, anche tanti volte, sono anche giù, tipo anche con il Lecce, no? Che loro erano, assiravano benissimo li fassi, tu puoi giocare con una squadra che magari a giù e assiere ben gli alis, e giù a centrocampo, no? Tu fai su un rombo centrale, tu metti magari li pontis, no? Davanti. Cioè, non so se voi dite, anche Sanchez, invece di tenerlo centrale, mettilo sull'ale, cioè, e chiave un'ale, cioè, disegno un attaccante esterno, no? Perché Sanchez ha sempre giocato di esterno, non ha mai fatto l'attaccante centrale, no? Quindi non può sostituire Lautaro, non può sostituire la velocità di Thuram. Quindi anche lì, secondo me, no, i giocatori aggiunta dalle posizioni che non sono lì loro, no? Un po' come Dumfries che alla di là fa il difensore, no, lei è un difensore, è ovvio che fa scappelli in difesa, no? O non sai, perché no, invece di far giocare Darmian Quint, fa giocare il Bisek, perché ha le più Ah, propositivi l'attacco. sì, Cioè, sì, sì. non sei costretto per forza a avere A con A, B con B e C con C. Cioè, i giocatori sono in Serie A, cazzo, sono buoni di giocare di ballone. Se tu Sì, gli sì, dici boh, giù a destra o giù a sinistra, o a alle Mancul, compagnie, fra virgolette. o a Mancul fas turnover poi consistent, in modo che io di giocare di più, che si abituano a giocare e che tu puoi avere poi soluzioni in davanti. Comunque, boh, il discorso modulo per me con Inzaghi alle proprie serate, cioè non si sposterà No, mai più 4-4-2, hanno oh, là che. Però ieri ammetti che, vuol dire, ha dato un'impronta di gioco alla squadra che, oh, Erin Ice che lo devi l'Inter gioco così, ti dico la sì, verità. agli inglesi io avevo detto già così, però poi alla fine abbiamo vinto due Coppe Italia e una Supercoppa. Cioè, non è che Sì, vedi sì, in no. stravin, no, Cioè, secondo me chi sta nell'anda la verità, chi sta a vince scudetto e fatti veramente io in Champions League, perché l'anno passato è certo. stato delle passeggiate. No, no, boh. Sì. Se arriva a vincere, per me è sufficiente che vinci scudetto, non è che arriva di fatto dopo il prossimo anno va via, arriva De Zerbi. Quindi Il passato vince scudetto non va via. io poi, vabbè, dai, lo teniamo per un anno allora, dai, dopo. Ma c'è tutto il mercato di Gennaro. Ma secondo me non arriva nessuno. Beh, buon, Buchanan è arrivato, dai. E beh, sì, il Taillon è Io? arrivato, quindi sì, in contenz. Doveva essere un taillon di rosso, un taillon di blanc. Ma lui aveva resi 6 praticamente i sostituti di Quadrado, praticamente. Sì, è un giocatore che è un giocatore di fascia, ma quelli c'è che produce io, però è un giocatore che è veloce e molto, e disegno che è un po' propositivo verso l'attacco, ecco, quindi non è un giocatore difensivo, No. visto le clar, quindi se tu sbagli di fare fa la difesa o la diagonale o che robe lì, non è per lui. Però è un giocatore molto, molto veloce, ma ovviamente un ale, una classica ale, insomma. E secondo te a livello di attaccanti, dito veramente che non arriva nessuno? Oddio, mi pare che la dirigenza la dite anche che sono a poi sul mercato, quindi secondo me no. Ok, io spero veramente che arrivi. Io sai che ormai Taremi se lo si ingiuat, ma se arriva chiunque, non si cercare di, boh, che chi è il fantacalcio, di Simeone, partiti, non mi dispiaceresse. Non sai se lo Magari, libera a Gennaro, però. E magari. dopo. C'è roba, scusa? No, dici magari, insomma, Magari, magari. magari. E dopo si faceva il nome di Icardi, Parridi più che altro, perché pensi che non tornerà mai. Boh, alla fama se dan sta spogliatoio a prescindi. Dopo si intornasse a Giappone Arnautovic e Sanchez, però un come Poi Icardi, secondo davanti a me, poi anche i cardi.
No, ma no, credo perché comunque il Galatasaray, se non sbaglia, lei in Champions, non vorrei sbagliarmi. Eh, Oh, no, lei in Europa no, League. Europa League si è arrivato a fare, sì. E, e quindi non credo che sia che liberi l'unica ponte che ha praticamente, quindi non credo, insomma. Io penso che la squadra resterà anche lì fino alla fine della stagione. Buon, buon. Pecchiato. Pecchiato. Io ho l'illusione di Taremi, che è un giocatore che mi piace, di brutto. Ma è Magari sempre un coltiva. vecchio, è sempre vecchio, e voi No, io di Inter, sì, vedi, vince 5, vince 3, sì, ma vince 4. a Genar, perché io le se che arriva, è un con un po' di esperienza che ha fatto Champions, che ti vede Pakistan e forse per il Sì, prossimo, sì, a no, certo, dai. parametro zero, secondo me, tante robe. No, viene tipo 4 minuti. Chi stu Valentin Carboni? Eh, tu sai come chi la pensi sui giovani, soprattutto che magari arrivi dall'esperienza della primavera, eccetera, eccetera. Ma 18 anni alle tan giovani per esordita un Inter che fa. No, certo, però secondo me potevi fare pies di Arnautovic, potevi fare pies di Sanchez, in due hanno fatto un gol in tutto secondo me se i giovani non giù e bisogna dire una roba, no? Cioè, uno dice, ma non è pronto, no? Oppure la di fare esperienze, ma un giocatore la di fare esperienze con i giocatori fuori, non può mica fare esperienze con i giocatori, cioè c'è esperienze fare alla 10 da una squadra che permette comunque effettivamente di crescere è vero. Quindi secondo me che i guardare magari ogni due partite che tu fai fa sono comunque migliori che no 60 minuti giocata a un'altra squadra. Poi un punto di vista, io preferisco sempre cercare di vedere i giovani si chiase e avere la possibilità anche di fare cresci e fare giocare la squadra principale. Io ho anche la Juve, no? Che arriva che ha diversi giocatori che sono dalla squadra B, no? Che hanno loro, eccetera, eccetera. A manco su Allegri bisogna dire che, perché a manco fa giocare due o tre giocatori che arrivino di lì. Oh, ma lì non Noi avevi invece di alternative. no, no, boh, però anche non avevano alternativi, però i vin venduti, i vin via i giocatori giovani che magari sono fuori, perché lì 35 anni a 10 milioni, no? Sì, no, io penso È che il massimo. quasi anche sarebbe possibile fare un parallelo con la squadra del triplete. Anche la squadra del triplete è una squadra di vecchietti, no? Se tu pensi alla Rose, sì, è una squadra esperta che poteva giocare a tutte le competizioni, a tutti i livelli, e che sì, è invecchiata male, in 2 anni si è scoppiata, però ha fatto il triplete. Sì, però dopo non ha vinto in UE. E dopo sì, no, Cioè, è quindi, assolutamente dopo imploso. per richiapparci dal triplete mi sono aspettato dei Steins, no? Per vincere un scudetto. Quindi alla fine, Parcecca no, era effettivamente, boh, dopo era un problema anche societario, eccetera, eccetera. Però se tu non tu hai la possibilità di vedere, soprattutto come che si fa praticamente il mercato, tu lo fai con i giocatori, se tu hai giù tutti i giocatori 35 anni e che acchiappano anche tanti UBS, sono invendibili, no? Facevo un esempio, che Turam, no? Sì, è arrivata a zero, quindi non lo vinco, ma chiappa 6 milioni all'anno. Cioè, anche rivendilo, no? Praticamente è impossibile, tu devi venderlo a poco perché ha un stipendio alto e quindi le cassate società non lo compri, anche Boh, se il giocatore è tu lo fuori. vendi all'estero in Inghilterra e lo compri e lo No, paghi anche boh, te. io hai capito, però a Tidan come che è successo ad esempio con Brozo, che ci è andato praticamente un blanco, sì, un No, blanco e un neri che si poteva vendere magari una cifra superiore. certo. E va bene. Boh, No, volevo fatto fare un ultimo commento su Hulk, ma non mi pensi c'è. Allora pensi alla prossima, alla prossima. Forza Inter, viva l'Inter. Grande Bastoni certo, grande, e, mitico. e Juve merda tutti. Ciao. Ciao, Mandi a tutti. ciao.